Eder, Mech, Pallister. Se lei cadeva in terra, toccava in terra col ginocchio o solo col viso? Cadi in un bosco, la prima cosa che tocchi terra è il ginocchio o no? Sebastiano, Liliana nel bosco c'è andata da sola o portata da qualcuno? Questa è una domanda che io guarda, 25 mesi, ne ho sentite di tutte le opinioni, io mi fermo lì con la testa, non riesco ad andare oltre, veramente, non mi sono fatta nessuna idea. Sapevi che Liliana era all'interno dei sacchi ma non del tutto? Ma guarda, queste sono le cose che poi lo hanno saputo un po' tutti. Io certamente ho chiesto di poter vedere il corpo quella volta, ma non me l'hanno permesso. In molti pensano che i segni presenti sul volto di Liliana indichino un'aggressione e che siano incompatibili con la vegetazione e con la possibilità che lei, camminando in quel territorio, abbia più volte sbattuto la testa contro gli alberi. Sì, si sono espressi in merito i nostri medici legali, il professor Fineschi e il professor Del Rico. Quindi noi ci aspettiamo questo dalla medicina legale e dalla riesumazione del corpo della povera Liliana, che ci diano delle informazioni importanti proprio su queste lesività, innanzitutto che possano essere datate e poi che possa essere qualificato il mezzo che le ha prodotte, perché se sono coeve alla scomparsa di Liliana, potrebbe esserci stata una colluttazione, una comunque discussione energica che sicuramente non ha portato Liliana alla morte, ma ci dà delle informazioni in più su quella scomparsa e quindi sulla morte della donna. L'hai vista 1000 volte, tutta quella zona chiusa col nastro. E noi eravamo tutti convinti che quello fosse il posto preciso. 10 metri qua, 10 là è uguale. Io la mia prima rosa l'ho cavata via dall'alberello che è sulla sinistra e l'ho portata di là, appunto. Dov'è l'importanza di questa sciocchezza? Questo intendo. Ma tu l'hai saputo tramite qualche youtuber misterioso o... Lui lo ha pubblicato lui, ma io l'ho saputo da qualche giornalista che essendo che io portavo la mia rosa, ma no, guarda che hanno detto che la rosa è là, per me qua o là pari sono, io l'ho sentita là in loco, guarda che non è questo il punto preciso, ma sarebbe a giugno. Io l'avrò saputo a metà estate, non ricordo quando, ma non gli ho dato zero importanza, non ho capito perché deve averne. Dallo sbaglio è stato di quelli che l'hanno trovata che non hanno detto la verità, cioè l'abbiamo trovata qui. Hanno fatto tutta una messa in scena ravannata, secondo me. Siccome doveva essere suicidata, e allora tanto vale si poteva ravanare con le mani nude e andare a girare la testa, a vedere se c'è l'orologio rosa, tutte quelle puttanate. Il giornalista mi ha detto dov'era, il posto preciso, punto. Io non ho capito perché devo essere io a sapere dove era stata messa Lily. Io ho parlato con la giornalista che lei ha detto ma il posto preciso è là. E io ho preso la mia rosa e l'ho messa là. Poteva essere in estate, ma non mi ricordo quando, neanche mi interessa, ti dirò. Guarda, vuoi sapere le cose precise, proprio per filo e per segno? Chiedile a Sebastiano. Dile che sarebbe ora che ci dica tutto. Sebastiano sa tutto. Ok, gliel'ho già detto. È allucinante, guarda, sentire questo signore, comunque a che titolo parla, non è né un familiare né un parente. Ti ha convinto la versione di Claudio? No, assolutamente no, ha cambiato molto le versioni, però da quello che ho parlato col giornalista Sarti, che mi ha spiegato bene le cose, non è così. Mi risulta strano che proprio il signor Visintin dica che Claudio Sterpin ha cambiato tante volte versione, quando in realtà questo è quello che ha fatto proprio il signor Visintin, a cambiare più volte versioni su diversi fatti inerenti proprio il giorno della scomparsa della moglie. Perché ha negato di avere in uso il magazzino dove faceva l'attività di arrotino? Questo ce lo può dire agli inquirenti, attenzione. È vero. Perché? È vero, perché prima... E attenzione, il giorno della scomparsa di Liliana il signor Visintin è stato per 3 ore lì dentro. Certo, ma è una cosa che io pensavo che gli inquirenti questa cosa qua non... io pensavo che fosse un allontanamento di mia moglie, queste robe qua. Tutte queste cose che mi hanno chiesto, io certamente il fatto dello studio non avevo riferito gli inquirenti. Io mi sono trovato la polizia fuori dal studio e mi fa: ma dove ce l'hai
E ce l'ho qua, e l'ho fatto vedere, ma ai primi momenti non le ho detto, ecco, tutto qua, è vero questo. Si potrebbe pensare che il signor Visentina ha sottratto alla verifica il suo magazzino. Quello che mi interessa a me è quello che pensa Anche la perché, procura, scusami, scusa, non quello che pensano loro o quello che... Gli agenti comunque sono venuti lì, hanno guardato, ne abbiamo parlato, una roba e l'altra, e poi abbiamo ricostruito un po' le cose. È quello che mi interessa, la procura, non quello che dicono loro. Davanti al mio studio 2 anni fa sono partito per fare il mio giro con la GoPro e veramente mi viene un colpo al cuore, perché a distanza di tempo, sapendo un po' tutto quello che è successo, ho detto ma guarda te, mi sto chiedendo, io quel giorno sono andato a spasso. Gli accertamenti, ben vengano, per carità, in modo che magari la cosa una volta chiarita che venga chiusa, insomma, no? Sono salite importanti, comunque questo lo faccio spesso. È molto impegnativa, so che quella volta ero al limite, adesso vado su con agilità. Ci sono le fontanelle dove si riempiono le borracce, all'altezza del ponte della ferrovia di via Borromea. Mentre tu stai per terminare il tuo giro, il tuo cellulare però si collega a una cella che con quel giro non c'entra nulla. Cioè, io ho fatto questi video, queste cose, senza star lì a guardare le celle telefoniche, questo e quest'altro. Sono cose che comunque verranno o sono già state visualizzate dagli inquirenti, no? Sono arrivato all'obelisco come ho fatto 2 anni fa. Niente, poi il percorso è proseguito verso Campeggio, l'altopiano, ecco, Calsico. Perché il video che finisce a Villa Bonomo e quello che inizia dalla strada nuova per Opicina risultano girati a 13 secondi di distanza. Se il tempo di percorrenza tra questi 2 punti in bici è molto più lungo. Guarda, queste sono cose tecniche sui tempi, sulle cose dei video, dei percorsi che faccio, dipende la velocità che vado, dipende da tanti aspetti. Io non ho elementi per giustificare queste cose. Perché tra i 12 video girati con la GoPro e salvati con una sequenza numerica progressiva, ne mancano 2. Sebastiano ne ha cancellato qualcuno. Avevo l'abitudine di fare dei video, diciamo, di qualche minuto, così a secondo della zona del paesaggio, guardavo, se mi piaceva lo tenevo, se no lo cancellavo. Sempre misteri. Alle 12:47 il tuo telefono improvvisamente aggancia una cella che col tuo percorso non c'entra assolutamente nulla. A questo non so risponderti, cioè saranno gli inquirenti che comunque daranno queste risposte. E poi tu, come lui, diventi Flash Gordon e percorri un tragitto che richiede 5 minuti in 7 secondi. Hai mai pensato di andare al Giro d'Italia? Guarda, anche questo parliamo di 25 mesi fa. Cioè io ti dico, se adesso tu mi chiedi il percorso che ho fatto quel giorno... Noi siamo effettivamente, si stanno riponendo troppe aspettative nella medicina legale, nella riesumazione del corpo di Liliana, che ci auguriamo tutti che ci dia informazioni in più. Però io dico una cosa, noi diciamo una cosa, questa partita, questa vicenda non la possiamo chiudere senza confrontarci con tutte queste cose, senza confrontarci con quella scena, che a questo punto non sappiamo più neanche qual è, se è quella che è stata delimitata oppure vicina lì alla transenna, senza confrontarci con la posizione del corpo di Liliana, a tossicologia negativa è stata trovata così, quindi senza confrontarci con l'esame appunto tossicologico, con l'esame botanico, senza confrontarci con le contraddizioni del marito e senza confrontarci con il profilo psicologico di questa donna. Siamo di fronte a una morte equivoca e sospetta. Per cui anche approfondire il profilo personologico e psicologico, noi avevamo chiesto un'autopsia psicologica sul corpo, sulla vita insomma di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.